Ebbene, iniziamo questa presentazione relativa alla seconda parte dell'Italian Way of War che avevamo iniziato nelle puntate precedenti, relativa a che cosa? Soprattutto alla nascita dell'esercito italiano e alle prime prove che questo esercito aveva dato sui campi del Risorgimento e soprattutto sulla Prima Guerra Mondiale. Questa sera andiamo a vedere una parte più, come dire, decisiva, più complicata di questa storia dell'esercito italiano, che è quella che va dal 1918, quindi alla fine della Prima Guerra Mondiale, agli anni decisivi della Seconda Guerra Mondiale, propriamente detta. Sono 25 anni che, quelli che andiamo ad affrontare, che ci vedono, da una parte inizia questo racconto con la vittoria di Vittorio Veneto e i trionfi della Prima Guerra Mondiale, e per terminare poi con l'8 settembre 1943 con una sconfitta disastrosa di fatto di questa forza armata, che al di là di tutto l'esito dal punto di vista militare è certamente negativo. Questo secondo capitolo dell'Italian Way of War lo andremo a vedere attraverso 4 momenti. La prima parte potremmo definirla la parte dell'Italia o comunque delle forze armate italiane in una versione cauta e ragionevole, che è il periodo che va dal 1918 al 1934, e lo andremo a vedere analizzando le direttive che sono state emanate nel 1918 e nel 1928. Una seconda parte che potremmo intitolare Incertezze e remore, con le direttive del 1935, ed è quello che avviene tra 1935 e 1937, una terza parte, Spavaldi avventurosi, 1938-1940, con le direttive del 1938, e infine i nodi al pettine, e andremo ad analizzare almeno 2 episodi, a mio modo di vedere, particolarmente importanti della Seconda Guerra Mondiale, che sono la battaglia di Gaza e la battaglia di El Alamein. Ho scelto il Nord Africa per 2 ragioni. Prima di tutto è un campo di battaglia dove il nostro sforzo è stato in assoluto il più importante, dove lì effettivamente la guerra è stata combattuta ed è stata poi alla fine persa, con 2 scontri che ci vedono da una parte vincenti, la battaglia di Gaza, e l'altra sconfitti, che appunto è l'Alamein 1942. Alcuni dati però per capire cos'era l'Italia in quegli anni, perché noi abbiamo una percezione profondamente viziata da cosa? O dalla sconfitta o da un'esaltazione ex post che insomma non ci lascia una visione particolarmente funzionale di quegli anni. Perché l'Italia di quel periodo non è sicuramente un paese che è fortemente industrializzato, non è quel paese vincente che poi dopo la propaganda, soprattutto fascista, ci ha lasciato. Alcuni dati, ad esempio la produzione di carbone. Nel 1938 la produzione di carbone era, per quello che riguarda l'Italia, qualcosa di minimo, cioè si produceva circa 1 milione di metri cubi di carbone, è stata la produzione annua del 1938, contro i 47,6 milioni della Francia, i 186,2 milioni della Germania e gli oltre 230 della Gran Bretagna. Chiaramente 12 milioni di questo carbone devono essere importati dall'Italia per poter soddisfare il fabbisogno nazionale. Stesso discorso per l'acciaio, dove le nostre produzioni domestiche non ci consentivano di arrivare a superare i 2,3 milioni, mentre la Francia ne produceva 6,1, la Gran Bretagna 10,6 e la Germania sforava i 22 milioni di produzione annua di acciaio. I kilowattora prodotti in Italia erano decisamente superiori e grosso modo non sfiguravamo nella produzione europea, anche perché avendo poche risorse di materie prime, ad esempio quasi zero produzione di petrolio, e quindi una buona parte doveva essere importata, mentre l'Italia era ricca di corsi d'acqua che potevano essere interrotti da dighe o comunque da sbarramenti artificiali, e di lì poteva iniziare la produzione di energia elettrica.
Ad ogni modo l'Italia alla fine degli anni 30 era in grado di produrre 15,54 milioni di kilowattora contro i 22,10 milioni della Francia, i 35,81 della Gran Bretagna e i 61,38 milioni di kilowattora della Germania. Certo, dipende anche dalle dimensioni del paese. Ad ogni modo, la produzione era del tutto non paragonabile a quella dei competitors più vicini al nostro paese. Produzione di veicoli a motore. Qui la situazione è immediatamente visibile delle criticità del sistema produttivo italiano. Con una produzione annua di veicoli a motore che superava di poco le 500.000 unità, incominciava a essere proprio un problema, soprattutto se teniamo conto che questi motori questi veicoli in caso di guerra dovevano essere immediatamente presi o comunque requisiti per lo sforzo bellico. Per quello che riguarda l'Italia, produceva qualcosa come circa 350.000 mezzi a motore, e vedete la produzione ad esempio della Francia che superava i 200.000, oltre i 400.000 della Gran Bretagna. Insomma, dal punto di vista produttivo assolutamente non c'era assolutamente capacità di competere. Ripeto, i dati sono molto molto bassi, dal momento che, ripeto, 69.000 mezzi a motore prodotti contro i 227.000 della Francia, i 400.000 della Gran Bretagna e i poco inferiori ai 350.000 della Germania. E teniamo conto che nel 1939 circolavano in Italia, quindi erano immatricolati, non parliamo di produzione annua, come vedete è superiore, era di 69.000 mezzi, ma ne circolavano, quindi immatricolati, 391.000. Contro, ad esempio, nella Francia i 2,4 milioni. Ecco perché quando passava un'auto in Italia era di fatto un evento, e la gente andava a vedere quello che appunto stava passando. Era il mezzo motore che passava all'interno di un centro abitato era ancora visto come un evento meritevole dell'attenzione dei passanti. Scuola e formazione. Nel 1922 parliamo di cittadini italiani tra i 6 e i 14 anni di età, una buona parte di questi ancora era di fatto analfabeta. Praticamente nel 1921 il 57,6% dei bambini tra i 6 e i 14 anni di età frequentava una scuola e poteva essere considerato alfabetizzato. Nel 1939 bisogna dare atto al regime fascista di aver implementato il più possibile il tasso di alfabetizzazione. La percentuale era salita al 70,7%. Una buona fetta però di queste persone che tra il 1920 e il 1939 era di fatto rimasta analfabeta, tenete conto che poi era in età di leva nel corso della seconda guerra mondiale, e avere delle persone che non sapevano leggere e scrivere, non parliamo poi di leggere una mappa o di utilizzare motori o mezzi piuttosto sofisticati in guerra, poteva essere ed è stato un grande problema. Quindi nel 1939 6,7 milioni di italiani sopra i 15 anni, italiani che poi si troveranno in un modo o nell'altro a imbracciare le armi, erano di fatto analfabeti. Bene, gli studenti che potevano frequentare le scuole superiori nel 1940 erano 551.000. Di questi solo una percentuale abbastanza bassa, il 29%, aveva deciso di seguire degli studi di natura tecnica o scientifica. Cosa vuol dire? Vuol dire che se nel 1920 53.670 studenti universitari, solo 17.690 erano iscritti alla facoltà di ingegneria, scienze e matematica, con dei tassi di disoccupazione che oggi sembrano incredibili, ma avendo una bassa industrializzazione, meno del 70% di questi potevano essere impiegati
nel sistema industriale del paese. Nel 1940 gli studenti universitari salgono a oltre 85.000, ma di questi 11.000, poco più di 11.000 sono iscritti alla facoltà di ingegneria, scienze e matematica, e il tasso di disoccupazione rimane ancora molto alto, il 50%. È un problema, perché significa che non avrò tecnici in grado di sviluppare nuovi sistemi d'arma, non avrò tecnici in caso di guerra di fare manutenzione agli aeroplani, alle navi, ai sottomarini, ai mezzi corazzati, alla nostra artiglieria, eccetera, eccetera. La situazione è che l'Italia è una potenza regionale poco industrializzata e basata su un'economia agricola. Quest'ultima poi si è concentrata sul concetto di autarchia, cioè facciamo tutto in casa, cerchiamo di sopravvivere in questa malvissuta situazione di assedio, e non su scala industriale. Il risultato è che si mangiava poco. E questo mangiare poco può oggi sembrare risibile o comunque essere considerato un dato così quasi folcloristico, ma nel 1939 il 25% delle reclute militari risultano scartate in quanto fisicamente inadatte. Si mangiava poco, si cresceva poco e il fisico dava quello che poteva essere. Andiamo a vedere sulla parte più militare di questa faccenda. La prima parte l'abbiamo chiamata Cauti e ragionevoli, ed è il periodo tra 1918 e 1934. È l'esercito che esce dalla Prima Guerra Mondiale, con uno Stato Maggiore completamente ricostruito. Qui vediamo lo schema, l'organigramma di uno Stato Maggiore al novembre del 1918, completamente cambiato rispetto a quello che era uno Stato Maggiore del periodo cadorniano, dove c'era sostanzialmente il capo e basta che prendeva decisioni e di fatto pianificava. Qui abbiamo una struttura molto più complessa, non troppo, ma molto più complessa, con un ufficio che di fatto aiuta il comandante a pianificare, a prendere le decisioni, con la parte di intelligence, che a questo punto aiuta a vagliare tutte le informazioni in merito al nemico, una parte dedicata alle operazioni e chiaramente una parte molto importante dedicata alla logistica, visto che comunque la Prima Guerra Mondiale appena terminata era una guerra decisamente di materiale. Le direttive del 1918 vedono come grande unità d'attacco la divisione. È una divisione quaternaria, cosa vuol dire? Che è composta da 2 brigate, ciascuna brigata ha 2 reggimenti, questi 2 reggimenti hanno ciascuno 3 battaglioni. Il battaglione è l'unità elementare di combattimento. Si tratta di strutture, per quello che riguarda la divisione, piuttosto pesanti, tra i 17 e i 18.000 uomini, vedete, con una dotazione di mitragliatrici leggere, mitragliatrici medie e mitragliatrici pesanti piuttosto importante, più pistole mitragliatrici, 72 per divisione e 48 medie, sotto il quali appunto l'unità elementare di combattimento è il battaglione, composto da 802 uomini tra graduati, sottufficiali e uomini di truppa. Battaglioni composti ciascuno da 3 compagnie più la compagnia mitragliatrici. Nel 18 era anche inserita iniziavano a essere impiegati anche questi battaglioni T o battaglioni sperimentali, composti da 3 compagnie, anzi dalle 4 compagnie abituali, più una compagnia che poteva essere una compagnia dotata di pezzi di accompagnamento leggeri, lanciafiamme o addirittura mortai da fanteria. Cioè, questo finalizzato ad aumentare la potenza di fuoco di queste unità, con un aumento minimo del personale, da 830 rispetto agli abituali 802. Dal punto di vista proprio schematico, la direttiva del 1918 prevedeva che cosa? 2 tipi di azioni, l'offensiva e la difensiva. Il corpo d'armata era su 4 divisioni, qui vedete lo schema di avanzamento. L'obiettivo doveva essere, comunque l'area di ingaggio doveva essere saturata dal fuoco d'artiglieria, che di fatto avrebbe dovuto preparare l'avanzata delle divisioni, divisi in 2 elementi. Di fatto un elemento di l'avanzata doveva essere appunto suddivisa in due differenti momenti. 2 divisioni avrebbero dovuto garantire la massa di rottura, quindi quella che
le forze che avrebbero dovuto rompere il fronte avversario e quindi avvicinarsi il più possibile all'obiettivo, seguite da una massa di manovra che avrebbe dovuto dilagare nelle retrovie avversarie una volta ottenuto il forzamento del fronte. La larghezza del corpo d'armata comunque era di circa 5 km, anche se è uno schema ecco, è uno schema che serve a dare un'idea di che dimensioni tenevano queste grandi unità, con una profondità scusate, era una larghezza di circa 3 km per una profondità di circa 5 km. Chiaramente questo è uno schema sui generis, se serve solo ad avere un'idea di cosa doveva appunto fare, come si disponeva sul terreno queste grandi unità. Una massa di rottura, come ci siamo detti, formata da 2 divisioni avanzate, e una massa di manovra che avrebbe dovuto sfruttare il successo iniziale della massa di rottura. La divisione avrebbe dovuto comporsi di 3 linee con 4 battaglioni sistemati sulla fronte, ciascun, quindi anche questi avrebbero dovuto operare nello stesso modo. Il fuoco d'artiglieria avrebbe dovuto anticipare e accompagnare il movimento, la massa di rottura del fronte e poi dopodiché lo sfruttamento. Chiaramente 3 linee di battaglioni consentono che cosa? Varie ondate fino all'occupazione dell'obiettivo ed eventualmente lo sfruttamento del successo. Il fronte di ciascun battaglione era di 400 metri per una profondità di 800 e questa era appunto la disposizione di una divisione italiana di fatto verso la fine della Prima Guerra Mondiale e nei primi anni successivi le stesse. Il battaglione a sua volta, come ci siamo detti, quindi ricapitolo, la divisione doveva avere una fronte di 1500 metri e una profondità di 2500. Il battaglione doveva operare nello stesso modo, cercando il più possibile che cosa? La cooperazione della compagnia mitragliatrici che, muovendosi sul fianco a destra o a sinistra, a seconda della situazione tattica, avrebbe garantito il necessario supporto di fuoco. Il fronte del battaglione è di 300 e 400 metri con una profondità di 800 e all'interno di questo schema appunto si dovevano muovere le 4 compagnie, 3 fucilieri e una di mitragliatrici. A tutti i livelli ordinativi il successo è garantito da cosa? Dal morale, dalla superiorità dei mezzi e dei procedimenti e infine dalla sorpresa. Questi sono, secondo le direttive del 1918, gli elementi del successo. In difensiva la situazione è quella che era stata poi pensata per la difesa sostanzialmente del Piave e Monte Grappa, quindi un ostacolo naturale oppure filo spinato. Vedete qui i 4 battaglioni sistemati uno a fianco all'altro con il limite di divisione, una fascia di difesa di circa 2 o 3 km per una larghezza di 4 o 5, una striscia di combattimento formata da nuclei che si appoggiano a posizioni tattiche più o meno forti, una striscia di rincalzi e infine le riserve che devono accorrere appunto dove è necessaria la loro presenza. Nel 1928 cambia leggermente la situazione, ci si rende conto che la divisione quaternaria diventa un po' veramente pesante, si passa alla divisione ternaria. Ora abbiamo una brigata su 3 reggimenti e questi 3 reggimenti sono a loro volta formati da 3 battaglioni e questa è la grande unità d'attacco e rimane invece sempre come unità base di combattimento, l'unità elementare di combattimento, il battaglione formato da una compagnia comando, quindi fatto un piccolo staff di comando a disposizione del comandante di battaglione, le 3 compagnie fucilieri e la compagnia mitragliatrici. Sostanzialmente rimane uguale come dimensione dell'unità. La divisione in questo momento è forte di 16.000 uomini. A tutti i livelli alternativi il successo è garantito da cosa? Dalla potenza di fuoco e dalla manovra. Quindi con la potenza del fuoco anniento tutto ciò che ho davanti e dopodiché manovro per ottenere il successo tattico o operativo che mi sto prefiggendo. Rispetto alle norme del 1918 vengono cambiate alcune cose. Non è più presente la massa di
attacco alla massa di rottura, ma sostanzialmente viene definito l'attacco secondo due modalità, o contro un terreno organizzato dal difensore, chiaramente, oppure un terreno libero. A seconda delle due realtà mi devo comportare in un modo differente. Naturalmente il fuoco è quello che ottiene il successo maggiore, quindi annienta, ammorbidisce o distrugge le forze e le difese avversarie. Oggi, in questo momento, c'è l'aviazione che deve concorrere o dovrebbe concorrere con la fanteria, che rimane l'elemento, l'arma base, ecco, della vittoria italiana. Quindi il binomio artiglieria-fanteria sarà l'oggetto principale di queste direttive. Comunque è previsto l'intervento dell'aviazione che bombarda gli obiettivi a lei assegnati. Il corpo d'armata rimane sostanzialmente lo stesso come dimensioni, quindi un fronte di 4 km per una profondità di circa 5.000. Dopodiché l'azione come prevista: fuoco, abbiamo visto, artiglieria o aviazione, l'avanzata con la necessità di occupare l'area degli obiettivi o distruggere gli obiettivi assegnati o distruggere le forze avversarie contrapposte. Dopodiché cercare di il più possibile, ecco, attraverso i due momenti: se il terreno è libero, manovrare a supporto delle unità che appunto trovano più difficoltà nella loro avanzata. Sostanzialmente l'avanzata verso l'obiettivo: se trovo terreno aperto, ho la possibilità di manovrare per aggirare gli ostacoli che vengono a trovarsi lungo il settore attaccato. Chiaramente si va a enfatizzare che cosa? Lo sfruttamento di eventuali situazioni tattiche positive. Dopodiché la riserva, composta dalla terza divisione, si consente appunto di penetrare in profondità, eventualmente accompagnato anche da una forza carri, e di sfruttare il successo con la manovra. La stessa cosa avviene a livello divisionale. I battaglioni in questo momento non sono più 12 ma sono 9, ed c'è la possibilità di essere accompagnati anche da una forza carri, che appunto diventano uno degli elementi di accompagnamento della fanteria lungo i loro attacchi. Nuovamente il concetto di manovra è sempre presente, ossia avanzo, se trovo terreno favorevole posso colpire alle spalle accerchiando, avvolgendo appunto l'avversario, dove riesco a trovare maggiore possibilità di manovra. I fronti sono sostanzialmente gli stessi. Ugualmente l'azione del battaglione rimane invariato, con la richiesta di manovrare dove appunto è possibile sfruttare eventuali varchi nelle forze avversarie. Quindi sfondare agendo tutta forza contro i tratti deboli, tenendo impegnati i tratti forti, e quindi avvolgere quest'ultimi da terra. Questo è sostanzialmente il principio guida che contraddistingue queste norme del 1928. Dal punto di vista difensivo, dal momento che c'è sempre una richiesta sempre continua nell'enfatizzare la manovra a scapito della guerra di posizione, si richiede che cosa? Una posizione difensiva non più pesantemente attrezzate come erano quelle della Prima Guerra Mondiale, ma una fascia di 1800 metri di profondità, quindi parliamo delle divisioni. Abbiamo adesso 3 battaglioni, dove si attestano che cosa? Le unità principali lungo una linea di massima resistenza o fascia di resistenza, che deve stare dietro una zona di sicurezza larga 800 metri, e qui al tergo di queste ci saranno appunto le unità di riserva che devono appunto intervenire dove necessario. Nel 28 marzo 1923 nasce la Regia Aeronautica,
E il problema è che con la Marina inizia a formarsi che cosa? Una sorta di competizione e differenza reciproca che mina le capacità di operazioni interarma. Questo perché poche risorse se le contendono e queste forze armate, queste aeronautica, marina ed esercito incominciano a trovare sempre più difficoltà per organizzare proiezioni di forza e sbarchi. E quindi se nel 1923 l'esercito, ancora a memoria di quello che avevano fatto in Libia prima della Prima Guerra Mondiale o delle operazioni di imbarco e sbarco dell'esercito serbo in Albania, bene, nel 1940 addirittura non riescono a pensare in maniera coerente a organizzare lo sbarco contro Marta o addirittura l'occupazione della Corsica nelle ultime settimane di agonia della Francia. Parte terza, abbiamo incertezze remore nel 1935-1937 ed è l'Italia che partecipa ad esempio alla guerra d'Etiopia e alla guerra di Spagna. Cambia ancora l'organizzazione dello Stato Maggiore Esercito, abbiamo da questo punto i reparti, che ancora oggi sono gli elementi del nostro Stato Maggiore. I primi due che nascono sono il primo e il secondo reparto. Il primo reparto che è quello che deve occuparsi delle operazioni e dell'addestramento. Chiaramente mi addestro al fine di agire sul terreno in un certo modo, e il secondo reparto che è quello dedicato soprattutto alla parte logistica e del personale. Nel 1935 arriva la direttiva Baristrocchi, che è famosa soprattutto per il cambio degli uniformi. Si abbandona l'elmetto Adrian, arriva l'uniforme con la cravatta, eccetera, eccetera. Però, dunque, la direttiva Baristrocchi cosa fa? Aumenta leggermente il potenziale della divisione, che è dotata di una maggiore potenza di fuoco, si enfatizza la parte di mobilità, si cerca di motorizzare per quanto possibile l'esercito. Notate bene, motorizzare e non meccanizzare, perché motorizzare significa che lo posso trasportare su mezzi a motore quando eventualmente ci saranno. Meccanizzato significa che devo avere dei mezzi da combattimento che trasportano la fatteria sul campo di battaglia, e noi questi praticamente non ce l'avremo mai. Il battaglione rimane sempre il solito, con 3 compagnie, dotato però di una maggiore potenza di fuoco. A tutti i livelli ordinativi il successo sostanzialmente è determinato da cosa? Dalla potenza di fuoco e dalla manovra. Quindi nuovamente si cerca di enfatizzare che cosa? La potenza di fuoco che deve ammorbidire o annientare le forze nemiche e manovrare appunto non appena il fronte ne dà la possibilità, attraverso poi 2 modi, cioè o lo sfondamento, come vedremo adesso, attraverso 2 modalità. Naturalmente l'elemento corazzato e l'elemento aereo devono coordinarsi con la fanteria, che rimane l'elemento base del nostro esercito, o l'avanzata a tronconi. Cioè, cosa vuol dire? Avvolgo i tronconi delle forze avversarie che sono state colpite duramente dal fuoco indiretto, aereo o di artiglieria. Quindi abbiamo sempre una massa di rottura e una massa di manovra che ritornano dopo averle parzialmente abbandonate come concetti nel 1928. Oppure fissando gli elementi, fissando gli elementi più forti dell'avversario, avvolgerli con un attacco ai fianchi. Quindi se il fronte è continuo, allora devo sostanzialmente colpire l'avversario, suddividere le sue forze e avvolgere i tronconi di queste forze che sono rimaste bloccate, oppure avvolgere i fianchi della posizione e, scusate, devo avvolgere i fianchi della posizione più devo penetrare nei settori meno difesi dall'avversario, avvolgere i suoi fianchi e sostanzialmente circondarlo, così come è presentato nella carta che ho appunto mandato in presentazione. Partecipiamo alla guerra d'Etiopia. È una guerra che viene curata molto bene dal punto di vista logistico, una rete viaria impeccabile,
parco automezzi che viene necessariamente utilizzato anche perché c'è in quell'epoca il parco equino italiano era stato colpito da un'epidemia che lo aveva di fatto sterminato, un'adeguata scelta di reparti, un'amalgama perfetta delle unità e tattiche basate sull'Italian Way of War. Chiaramente faccio tutto bene dal punto di vista logistico, non corro più di fare gli stessi errori che ho fatto ad Adua e mi baso, anche perché i comandanti in capo, prima Deborah ma soprattutto poi Badoglio, hanno un'idea ben precisa di quella che deve essere il mezzo di vittoria. Vittoria che poi, tra l'altro, qui possiamo anche vedere celebrato su cosa? È un cancellare quello che era stato Adua. Qui vediamo uno degli ascari prigionieri di guerra degli Abissini, quindi mutilato, che si è legato al braccio tronco il tricolore italiano e appunto dalle ambe di Adua sventola appunto la nostra bandiera. Anche perché gli etiopi sostanzialmente cosa fanno? È un esercito che, allora, il nemico numero uno di questa campagna è stato sicuramente il terreno e la distanza. L'avversario, che comunque è decisamente numeroso, non è che abbia delle grandi acumi tattici, cioè sfrutta molto bene il terreno. Dopodiché, come avevano fatto a fine 800, usano la tattica dell'impi. L'impi cos'è? Sarebbero le corna del bufalo cafo che avvolgono l'avversario e l'annientano. Stessa cosa era prevista per noi, ed è la cosa che avevano fatto molto bene ad Adua. Fissare il centro avversario, avvolgerlo con una manovra ai lati, dopodiché distruggere l'avversario circondato. Per fronteggiare la tattica degli impi, chiaramente l'Italian Way of War, Badoglio, Docet e lo impiegherà in maniera puntuale, soprattutto nelle prime fasi, quando noi di fatto combattiamo in una situazione di difesa, la controffensiva di Natale etiope in particolare. Cosa succede? Viene individuata un'area di ingaggio, dopodiché utilizzando o granate a gas o bombe a gas lanciate dagli aerei, incanalo le forze avversarie in un'area ben precisa, appunto la mia engagement area o killing zone o area di ingaggio. Una volta entrato in questo settore, inizio a colpirlo duramente col fuoco indiretto dell'artiglieria al fine di disarticolare la sua avanzata, bloccarla definitivamente e quindi passare al contrattacco. Questa è sostanzialmente la ricetta della vittoria che viene impiegata nella prima fase, nella fase decisiva della guerra etiopica contro appunto il nostro avversario. Una volta distrutte il nucleo principale delle forze nemiche, utilizzando le poche linee di comunicazione interne, si avanza direttamente verso Addis Abeba, la capitale. Stessa cosa avviene in Spagna, dove devo dire che le tattiche italiane funzionano. E qui vediamo la divisione 23 marzo, che sfonda il fronte avversario e, utilizzando poi che cosa? Le reti viarie presenti, consente alle altre due divisioni italiane, qui siamo alla battaglia di Santander e nello specifico lo scontro per il controllo del passo di Puerto dell'Escudo, consentono di dilagare in profondità nel territorio avversario. Né più né meno come poi era previsto dalle direttive del 1935, quindi o un avvolgimento dei tronconi, sfondamento e avvolgo i tronconi dell'avversario, fase iniziale del combattimento, oppure avvolgo i suoi fianchi e procedo alla conquista del territorio avversario. Spagna e Etiopia sono delle guerre che erano esattamente alla portata delle nostre forze armate, contro avversari chiaramente deboli, o ribelli o comunque forze armate spagnole, repubblicane, o un esercito poi di fatto di quello che era un esercito africano mal organizzato e sostanzialmente poco armato. Sicuramente non era nulla di comparabile a quello che erano le forze armate europee del periodo, anche se i principali esperti del settore ci davano sconfitti, tedeschi ad esempio. Al contrario, sono rimasti molto interessati, colpiti da questa campagna, gli esperti o comunque gli spettatori, i militari, ad esempio americani, che avevano appunto seguito le nostre forze armate nel corso di quella campagna. Bene, arriviamo poi al 1938-1940, che sono anni piuttosto complicati per le nostre vicende.
Prima di tutto sono gli anni in cui il nuovo capo di Stato Maggiore dell'esercito Pariani decide di abbandonare la divisione ternaria e di trasformare queste divisioni da ternarie a binarie. Quindi togliamo un reggimento di fanteria, diventa molto più leggera, il battaglione rimane sostanzialmente lo stesso, leggermente aumentato, e queste divisioni però hanno un problema, perché cominciano a essere veramente troppo leggere, al punto che il capo di Stato Maggiore Graziani successivamente si vedrà costretto a reintrodurre verso il 1940 una divisione ternaria, mettendo un battaglione di milizia che ovviamente non ha lo stesso valore bellico di quello che appunto erano le unità della fanteria normale. Lo Stato Maggiore nel 1938 cambia leggermente la sua struttura, viene inserito l'elemento del servizio informativo militare, quindi sostanzialmente la parte intelligence, che prima non era prevista comunicare con l'esercito in maniera così diretta, quindi la parte G2 incomincia ad avere un peso preponderante nell'attività di pianificazione. Il primo reparto rimane sempre il solito, con appunto le sue attività dedicate all'ufficio operazioni, quindi alla parte di pianificazione delle operazioni belliche propriamente dette, con la parte addestramento a lui collegato, chiaramente mi addestro in base alle necessità operative che ho, e il secondo reparto che si occupa più propriamente della parte logistica. Con questa struttura appunto combatteremo la seconda guerra mondiale, con un reparto di segreteria del sottocapo di Stato Maggiore che appunto sarà quello che dovrà occuparsi in maniera più precisa della parte anche della leva appunto del personale, avanzamento, eccetera, eccetera. Il problema rimane qua la divisione binaria. La divisione binaria ha un fronte molto più piccolo di una ternaria. Chiaramente ci sono di fatto 3 reggimenti in meno con quello che ne consegue. Ne consegue che di fatto la divisione ha solo una funzione di rottura, cioè scusate, le divisioni hanno solo una funzione di rottura e tutta la parte, la grande unità d'attacco cessa di essere la divisione, che quindi è molto più leggera, ma diventa il corpo d'armata, con l'impossibilità di manovrare in maniera efficace e di sfruttare le situazioni che si vengono a creare sul campo di battaglia. Certo, il battaglione rimane un'unità elementare di combattimento base, però di fatto tutto viene inficiato dall'estrema leggerezza delle divisioni, quindi si complica tutta la catena di comando, l'aspetto logistico, e sostanzialmente si manovra sempre molto e molto di meno. La possibilità tattiche quindi molto limitate, e limitate a cosa? Ad attacchi frontali in massa, che è sostanzialmente quello che poi verrà, ahimè, fatto. Chiaramente l'idea di Pariani di alleggerire le divisioni era legata a questo fatto. Ha ragionato in questo modo. Certo, dal punto di vista politico, alleggerisco le divisioni, aumento il numero delle divisioni, aumento i posti comando, ho l'esercito più contento di tutte queste nuove posizioni che si vengono a creare. D'altro canto, le divisioni più leggere sono più facili da muovere e quindi vado a seguire il mio concetto della via italiana alla Blitzkrieg, che poi è la guerra di rapido corso, con tutti i problemi che ci sono detti, perché non è che avevamo un parco mezzi così vasto. Nascono però le divisioni corazzate finalmente, comunque le unità corazzate, che sono codificate con la normativa 18.000 del 1938, destinate a garantire una manovra e quindi a garantire all'elemento corazzato una parte il più possibile di manovra. Il problema è che abbiamo pochi mezzi corazzati e pochi mezzi ruotati che appunto devono portare le truppe ad accompagnare i nostri corazzati sul campo di battaglia. Sono divisioni che pesano la metà di quelle normali, poco meno di 7.500 uomini con 184 carri e 48 cannoni da 75-27 e con pochissima capacità contro carro. I nodi vengono al pettine nella seconda guerra mondiale e io mi voglio concentrare su cosa? Sui combattimenti in Nord Africa, perché in Nord Africa che poi l'Italia vincerà
e vincerà le sue battaglie più importanti e comunque alla fine perderà la seconda guerra mondiale, attraverso 2 scontri. Il primo è quello di Gazala, che a tutti gli effetti rappresenta la più grande vittoria dell'esercito italiano dopo Vittorio Veneto, anche se naturalmente non fu decisiva. Andiamo a vederla attraverso anche il confronto con quello che potevano mettere in atto inglesi, tedeschi e poi quello che abbiamo fatto effettivamente noi. Allora, la divisione corazzata tedesca del periodo ruota attorno a 3 elementi, che sono l'elemento corazzato propriamente detto. Loro non hanno divisioni binarie, ma sono tutte trinarie su 3 armi, quindi fanteria motorizzata, corazzato e artiglieria, ciascuno di questi su 3 unità base, battaglioni o batterie, perfettamente amalgamate tra di loro. La quinta divisione leggera, che è una divisione di cavalleria, viene spedita in Africa a inizio 41 e diventerà la quinta divisione corazzata. 90 carri medi, 70 leggeri, 150 cannoni antiaerei, 88 e anticarro, con una forza complessiva di 12.000 uomini. Nuovamente i 3 elementi che contraddistinguono le divisioni tedesche sono perfettamente visibili in questo organigramma. La 21esima divisione Panzer, che prenderà poi parte nel corso di questa battaglia, ed era la quinta divisione leggera che viene trasformata in 21esima Panzer Division, viene riorganizzata nell'aprile del 41 e sostanzialmente in due grandi unità corazzate sono presenti, la 15esima e la 21esima corazzata, in maniera molto simile tra di loro. Un reggimento corazzato su 2 battaglioni, quindi diventano più leggere, un reggimento fanteria sempre su 3 battaglioni. E la filosofia base di questa unità qual è? Semplicemente questa: più armi, quindi più potenza di fuoco, meno uomini, e quei pochi devono essere tutti motorizzati. Tant'è che l'Africa Corps sarà un vero e proprio inghiottitoio di mezzi per tutta l'industria tedesca del periodo. Noi, dopo un tragico inizio nel 41, nel 40 e 41, con la nuova edizione della circolare 18.000, miglioriamo la nostra divisione corazzata, dotandola di cosa? Di più potenza di fuoco, soprattutto di elementi di artiglieria corazzata. Ci prendiamo anche gli 88 e soprattutto puntiamo tutto su una motorizzazione più capillare. Gli effettivi aumentano a 9.000 e l'inserimento di nuove unità d'artiglieria contraerea, soprattutto controcarro, migliorano decisamente. E finalmente anche i carri medi vengono dotati di radio come i loro omologhi tedeschi. Gli inglesi sono preparatissimi nella guerra del deserto. Nel 40 erano di fatto le loro divisioni corazzate erano state pensate in maniera specifica per un combattimento manovrato in territorio africano, poco meno in Europa, e di fatto poi andrà a comandare nella campagna europea, ma in Nord Africa avranno delle unità estremamente capaci. Quindi le loro brigate corazzate, che poi sono l'equivalente di una nostra divisione, erano sistemate su 3 reggimenti, su 3 reggimenti affiancate da solo un battaglione, notate, di fanteria, più un reggimento di artiglieria. Nel 42 cosa succede? Succede che le brigate, in una divisione corazzata inglese non si aveva solo una divisione corazzata, ma le divisioni corazzate ascendevano a ben 2, quindi aumentando anche la capacità di combattimento di queste grandi unità. Gli stati maggiori sono diversi dai nostri. I tedeschi, ad esempio, pongono al centro del loro sistema la parte operativa, cioè tutta l'organizzazione e la pianificazione soprattutto dal punto di vista della logistica, G4 e dell'intelligence G2, devono convergere come appunto in una piramide sulla cui vetta abbiamo la parte operazioni. Quindi tutta la parte deve essere dedicata alla parte operativa, compreso appunto il personale, la logistica e l'intelligence. L'elemento G3 è proprio il perno intorno al quale ruota tutto. E sono degli stati maggiori molto snelli. Qui vediamo un confronto tra di quanto è composto uno stato maggiore tedesco,
della seconda guerra mondiale, 11 uomini, contro quello di una divisione Marines dell'inizio del 2000, 39. Quindi proprio c'è una differenza numerica enorme, quindi è molto snello come Stato Maggiore. I documenti che vengono prodotti, questo arriva dall'ufficio storico del Stato Maggiore Esercito, sono gli ordini operativi per la battaglia di Gazala, sono ordini molto asciutti, dove sono presenti una cartografia di riferimento, sono realizzati in macchina da scrivere, non più di 4 cartelle, viene indicata la missione, ma non lo scopo, e i compiti di ciascun corpo d'armata, e in allegato eventuale informazioni di intelligence. Sulla mappa è segnato evidente l'asse la linea di penetrazione, cioè la linea che tutte le unità devono seguire, poi ciascuna unità in base a un punto ben prefissato dovrà rivolgersi verso destra o verso sinistra, a seconda appunto della missione che gli è stata assegnata. Ordini vocali sul campo di battaglia, quindi si incontrano i comandanti, si parlano, e il comandante e il suo staff sono sempre in prima linea. Qui siamo over Gazala e vediamo un mezzo corazzato britannico che brucia, e il personaggio sul mezzo cingolato che vediamo sulla destra è Rommel in persona, che è andato a ispezionare le primissime linee, proprio nei pressi di una posizione di un carro comando, perché quello che si vede è un carro comando medio, probabilmente sta direttamente parlando con un comandante di reggimento che gli sta raccontando com'è la situazione sul terreno. Il comandante di reggimento, Rommel, che sta appunto parlando con lui per capirsi com'è la situazione. Gli inglesi hanno invece un Stato Maggiore che è molto simile a quelli che vengono utilizzati oggi. Lo sviluppo è orizzontale, con un primo gruppo un primo ufficio, chiamiamolo così, che si occupa della parte del personale, un secondo gruppo che è quello che si deve occupare dell'intelligence, parte operazioni e addestramento, quindi simile come concetto a quello tedesco, ma legato a un unico ufficio. Dopodiché abbiamo la parte logistica. Pregi e difetti. I pregi quali sono? Con uno Stato Maggiore organizzato in questo modo è possibile gestire al meglio le risorse che ho. Anziché concentrarmi sulla parte operazioni o sulla parte burocratica come il nostro, lo Stato Maggiore britannico consente di avere una visione molto più chiara di quelli che sono i mezzi a mia disposizione. Il problema è che è molto più lento di quello tedesco nel prendere operazioni. Certo, perché la parte operativa in quello tedesco è quello principale, in quello inglese invece no. Quello italiano nuovamente lascia il comandante in capo con pochissime, come dire, non c'è una capacità di pianificare nel dettaglio le mie operazioni. Quindi il comandante di solito è sempre lasciato abbastanza solo nel prendere le decisioni, gestire le situazioni e appunto dover dare ordini a tutte le unità a lui sottoposte. Per Gazala i piani contrapposti cosa sono? Fissare nella parte frontale l'avversario e sostanzialmente circondare con una manovra avvolgente da sud le forze nemiche. L'avversario deve essere convinto a rimanere fissato sulle sue posizioni a ridosso della costa. L'obiettivo di tutto è la riconquista del porto di Tobruk, che era stato assediato dalle forze dell'asse all'inizio del 42, ma l'assedio era stato spezzato. Questa battaglia viene in questo momento da noi analizzata attraverso due elementi principali: la manovra verso sud delle forze corazzate italo-tedesche e il combattimento decisivo in quello che viene chiamato poi la SAC o il calderone da parte inglese. Il 26 maggio 1942 inizia la manovra delle divisioni corazzate dell'asse verso sud, tra cui c'è anche la nostra Ariete. È una manovra molto ben pensata, secondo i piani di Rommel. In un giorno, a partire dalle ore 21 del giorno prima, in poche ore devono raggiungere la zona sud di Bir Hakeim, bypassarla e quindi sostanzialmente aggirare il sistema difensivo britannico che appunto era ancorato verso sud nell'oasi di Bir Hakeim, tenuto poi un episodio abbastanza famoso dalle forze della legione straniera. Gli inglesi ancorano la loro difesa su quelli che sono chiamati i box, cioè sono delle linee fortificate dotate di artiglieria controcarro e fanteria a schermo di protezione degli stessi. Si avvicinano alle forze avversarie e questi box devono ingaggiare l'avversario, disarticolarlo al fine di distruggerlo con la propria potenza di fuoco. Bene, avviene che
Bir Hakeim viene bypassata, alla fine si arrenderà, e le forze corazzate dell'asse si trovano chiuse da cosa? Dai campi minati a ovest, che non sono ancora stati bonificati dalle divisioni italiane, e dalle forze inglesi che sopraggiungono da est. Ed è un'occasione ghiottissima per gli inglesi per distruggere la 21esima, la 15esima divisione corazzata tedesca e la nostra Ariete, che si trova in una posizione, come vedete, di primissima linea contro le forze avversarie. Il piano inglese appunto prevede di distruggere quelle che si reputano le facili, le indifese posizioni italiane e puntare sulle divisioni tedesche. Una volta distrutta la divisione italiana, puntare anche da nord-est da nord-ovest per la precisione, distruggere la 21esima e infine dedicarsi all'annientamento della 15esima divisione corazzata tedesca. Quindi superare l'Ariete, dedicarsi alla 15esima, che ormai viene chiusa in una sacca, e una volta distrutte queste 3 grandi unità corazzate avversarie, dirigersi nuovamente verso nord per procedere poi all'annientamento delle restanti forze avversarie. Questo è il piano inglese. Il piano inglese però prevede prima di tutto un fuoco di artiglieria di distruzione delle posizioni italiane. Fuoco d'artiglieria che viene previsto appunto come attività iniziale. Fuoco d'artiglieria che viene appunto attivato, ma grazie a felicissime intercettazioni dal punto di vista dell'intelligence, SIGINT, gli italiani, questi sono tutti reggimenti, sono tutte unità italiane e sono 3 battaglioni corazzati italiani, i 3 battaglioni corazzati italiani dell'Ariete e il 5° battaglione bersaglieri, si ritirano con almeno un paio d'ore di anticipo rispetto al previsto tiro d'artiglieria inglese, che sostanzialmente bombarda il deserto. Una volta avanzando verso le linee avversarie, ci si rende conto che il nemico non c'è, ma quello che si trovano davanti è uno schermo di artiglieria controcarro. Italiani che vengono rinforzati poi da un attacco del quinto reggimento di un reggimento della 5ª divisione Panzer da nord. Gli inglesi questo è l'assetto d'attacco della 22esima brigata corazzata inglese, che una volta arrivati a contatto con le nostre forze, cosa fanno? Lanciano uno schermo fumogeno, sopravanzano lo schermo fumogeno, si fermano, sparano e si ritirano dietro questo schermo fumogeno. E ripetono l'operazione fino a quando, a seconda del comandante di unità inglese, l'avversario è sufficientemente ammorbidito e possono avanzare contro lo stesso. Chiaramente presentare il fianco a forze dotate di artiglieria controcarro abbastanza performanti come l'88 risulta essere veramente un'idea tattica quantomeno rischiosa. E difatti nel pomeriggio del 5 giugno gli italiani riescono completamente a ributtare indietro gli attacchi avversari e passano decisamente al contrattacco. Possono farlo anche perché le forze tedesche stanno sopraggiungendo anche da sud. La 22esima brigata inglese è costretta a ritirarsi. Eventuali azioni controffensive della 2ª brigata corazzata inglese vengono di fatto vanificate dall'arrivo della 15esima Panzer Divisione da sud, e in concorso con l'Ariete le unità inglesi si vedono veramente chiuse a loro volta in una sacca e si devono ritirare con gravissime perdite verso nord-ovest. 2 divisioni, prima la 10ª, dopodiché la 9ª, inseguite dalle forze none, vengono completamente annientate queste 2 brigate nel corso del combattimento del 15 giugno 1942. Quindi attraverso le combat function possiamo vedere che, certo, gli italiani, quando abbandonano quel modello di comando che era stato poi sostanzialmente quello della Prima Guerra Mondiale, ereditato dalla Prima Guerra Mondiale e pensato, evoluto e poi portato avanti da Badoglio attraverso tutto questo periodo, e combattono magari alla maniera tedesca, come avevamo fatto in Nord Africa, decisamente riescono a essere delle forze in grado di combattere alla pari con quelle dell'Africa Corps o con quelle britanniche, chiaramente a patto di avere i mezzi necessari. Il sostegno e l'intelligence dal punto di vista logistico sono stati in questo caso encomiabili, dal momento che tutto quello che poteva servire è stato effettivamente era presente ed ha funzionato in maniera ineccepibile.
La protezione è stata in questo caso più che sufficiente, anche perché andando all'attacco non c'era la necessità di doversi scavare delle situazioni, delle posizioni fortificate piuttosto complesse, e il fuoco, una volta abbandonati i piccoli pezzi controcaro ed equipaggiati con batterie da 88 fornite dai tedeschi già nel corso della fine del 1940, ha consentito alla divisione Ariete di essere in grado di affrontare, distruggere col proprio fuoco le forze appunto avversarie. El Alamein è un momento successivo a questa battaglia, siamo alla fine del 1942, e il problema riguarda principalmente la logistica. Ora, gli italiani hanno sempre avuto, già nel corso delle campagne risorgimentali, ma poi successivamente, qui lo vediamo proprio com'è quali sono state appunto le criticità maggiori, una scarsa propensione all'organizzazione logistica. Il Nord Africa è un fronte che ha di fatto tassato tantissimo i combattenti dal punto di vista logistico. Ora, cosa serviva? Dal punto di vista materiali, la quantità di materiali era variabile, ma servivano assolutamente 300-400 tonnellate di materiali, acque scuse al giorno, munizioni, carburante, olio, lubrificanti e poi cibo, pezzi di ricambio, mezzi per armi, medicinali, eccetera, eccetera. Qui suddivise, vediamo appunto in 150, 150 e 100 tonnellate. Ripeto, al giorno. Poi, l'altro elemento che dobbiamo tenere presente è l'aspetto del come portare questi materiali dal continente europeo all'Africa. Ora, le quantità mensili di merci necessarie erano, abbiamo detto, sono 300-400 tonnellate al giorno e siamo circa 100.000 tonnellate al mese. Ora, mentre la Marina si è dissanguata per poter portare questi materiali dall'Italia all'Africa, e va bene, comunque alla fine grosso modo c'è riuscita, le capacità di scarico mensile dei porti libici invece sono inferiori alla quantità richiesta. Cioè sostanzialmente anche facendo finta che arrivi di 100.000 tonnellate imbarcate spedite in Africa, siano arrivate 800.000, in un mese potevano essere sbarcate, date le dimensioni dei moli, date i mezzi disponibili, circa 80.000 tonnellate, quindi 20.000 rimangono nelle stive delle navi. La media mensile di sbarco da luglio a ottobre del 42 era di circa, anzi la media mensile di materiali spediti in Africa tra luglio e ottobre del 42 è di circa 72.000 tonnellate al mese. Quindi siamo leggermente sotto il materiale richiesto, siamo anche leggermente sotto alla capacità mensile di tutti i porti libici compresi. Solo che Tripoli ha una capacità di scarico di 45.000 tonnellate al mese, Bengasi 15.000 e Tobruk, ragione per la quale è un porto molto più vicino a El Alamein, ragione per la quale Rommel ha fatto tutto quello che ha fatto per riuscire a occuparlo, ne poteva scaricare 20.000. Il problema di Tobruk poi vediamo cosa sarà. E quindi i porti della Libia non consentono lo scarico di grandi quantità di materiali, in particolare quelli più vicini al fronte egiziano, Bengasi e Tobruk. Al fronte ci si lamentava che non c'era più nulla, mentre i magazzini di Tripoli erano stracolmi di qualsiasi cosa, perché non si riusciva a spedirli. Ora, la seconda criticità sta nel riferimento su ruota, e qui vedete il problema che ci siamo detti all'inizio, l'incapacità del sistema paese di produrre automezzi. Ora, fino all'Alamein, da Bengasi sono 1287 km, da Tripoli sono ben 2029. Quindi, partendo da Tripoli, metà della benzina la consumo solo nell'andare avanti e indietro. E in molti mezzi il 35% è andato distrutto solo per il logorio della marcia. E poi c'è il problema dell'intensa attività aerea nemica che mitragliava e colpiva tutto quello che si muoveva lungo la via Balbia, che era la via Riverasca che portava da Tripoli fino al confine egiziano. E in più il 10° corpo aereo tedesco viene trasferito in quel periodo in Grecia per poter essere poi mandato successivamente in Russia. Parliamo appunto delle forze aeree tedesche. E poi c'è la supremazia aerea inglese, che con bombardieri tattici leggeri, il Mosquito, Martin, Baltimore e Blenheim, sono di fatto in grado di colpire con un ottimo
raggio d'azione, tutto quello che appunto è in marcia sostanzialmente da ovest di Derna in avanti. Quindi Tobruk sostanzialmente diventa un porto non utilizzabile dal punto di vista strategico e operativo. E quindi la Libia è un incubo logistico, porti dotati di infrastrutture insufficienti, assenza di ferrovie, e quindi era necessario un approccio strategico operativo meno aggressivo, quindi i nostri comandanti alla fine avevano così torto nell'avanzare in maniera più progressiva e metodica, e Rommel era l'uomo giusto per il teatro operativo nordafricano. Certo, le sue vittorie sono state spettacolari, ma l'approccio finale alla fine l'ho visto sconfitto. E lui stesso nelle sue negli ultimi scritti da lui realizzati prima del suo suicidio nel 1944, sostanzialmente lui dice che la condizione essenziale per un esercito è quella di entrare in battaglia con un'adeguata scorta di armi, carburante e munizioni, e la battaglia viene combattuta e decisa dall'ufficiale della logistica prima ancora che la prima pallotta la sia sparata. E anche il più coraggioso degli uomini non può fare nulla senza armi, e sia le armi che le loro munizioni non servono a nulla senza mezzi con sufficienti scorte di carburante per farli muovere. Il tutto poi dovrebbe essere almeno nella quantità e della qualità dei mezzi a disposizione del nemico. E chiaramente il nemico invece questa cosa la sa molto bene, e quindi non solo decide di utilizzare solo in parte il trasporto su ruota, ma si dota anche di una ferrovia che da Alessandria d'Egitto arriva fino al fronte di El Alamein. E quindi se un camion può portare 2.900 litri di benzina, un vagone ne porta 8.900, e dopodiché i mezzi su ruota a disposizione degli inglesi sono veramente impressionanti, una media di 1.700 autocarri che mensilmente viene messa a disposizione dei comandanti inglesi, e da ultimo a Montgomery. Dopodiché inizia ad essere attivato che cosa? Il sistema del CAS, che si usa ancora oggi, Close Air Support. Cioè praticamente, mentre inizialmente a livello di corpo d'armata si decideva bene, andate e colpite la data zona, o comunque era l'ufficiale in volo che più o meno cercava di capire dove, da questo momento, attraverso un ponte radio, quindi da chi è a terra, comunica prima di tutto il comando di divisione, poi il comando di corpo d'armata che fa decollare l'aereo, e l'aereo comunica direttamente col suolo dove andare a colpire. Quindi è un sistema molto più veloce che permette di mettere attraverso naturalmente un sistema radio funzionale, che permette di mettere in comunicazione chi è sul terreno, direttamente impegnato in prima linea, con l'aereo che è in volo, e quindi coordinare l'attacco. E quindi queste CAS diventeranno decisive di lì in avanti per le sorti della guerra. E l'Alamein poi prevede due attacchi, uno a sud più che altro di fissaggio e uno a nord di sfondamento. E queste sono le due azioni principali, dopodiché si passerà appunto a manovrare oltre le linee avversarie. E quindi come difendersi? Noi non abbiamo la superiorità aerea locale, non ce l'abbiamo più per varie ragioni. Per gli inglesi diventa una supremazia aerea, di zona almeno, e per le forze dell'asse italiano in particolare è impossibile manovrare ed è impossibile ottenere un efficace supporto logistico. E quindi bisogna passare da una guerra manovrata a una guerra di posizione, utilizzando che cosa? Quanto di meglio si può fare, cioè trincerarci e seppellire una quantità smisurata di mine, quindi 500.000 ordini di vario genere vengono sepolti dalle forze dell'asse. E questo è, attraverso un documento dell'intelligence inglese, lo schema difensivo dell'avversario. Quindi le barre blu indicano che cosa? Aree di campi minati circondati da filo spinato, e superare il filo spinato, le mine disseminate, anticarro antiuomo, e poi arrivare nei vari posti nei vari capisaldi di difesa, incomincia a essere un'operazione piuttosto complicata e deve essere affrontata in maniera molto metodica. Attraverso cosa? Saturare l'area di fuoco, sminare, neutralizzare il caposaldo avversario, sminare, saturare di fuoco la zona e in maniera metodica, uno dopo l'altro, riuscire a creare un buco nelle linee avversarie. Chiaramente questo sistema difensivo è la chiave del successo della divisione Folgore nel settore sud del campo di battaglia, dove di fatto il piano inglese prevede di fare cosa? Di colpire
le difese della Folgore attraverso 2 azioni: circondare le compagnie e dopodiché sfondare il fronte avversario. Chiaramente cosa avviene? Avviene che i vari capisaldi, come abbiamo visto nello schema precedente, sono circondati da campi minati e da filo spinato. Quando avviene l'attacco contro la Folgore, operazione Lightfoot, avviene che nel settore tenuti dalla sesta, dalla 19ª alla 22ª compagnia, gli inglesi alla fine della 7ª divisione corazzata riescono a sfondare, annientano la sesta e la 19ª compagnia, ma non riescono a proseguire oltre, perché i loro attacchi vengono incanalati dalla presenza di questi campi minati, dalla presenza di questi capisaldi, e alla fine costretti a marcare il passo, comunque a cedere. E lo vediamo in questa foto che tra l'altro i varchi sono molto stretti, 4-5 metri, riesce a passare un mezzo per volta, e comunque non c'è la possibilità di muoversi sulla destra o sulla sinistra per poter eventualmente aggirare una posizione avversaria. Dopodiché gli italiani cosa fanno? Fanno quello che possono, quello che era buono all'inizio del 42 o alla fine del 41 con i nostri mezzi, non avendo l'industria nazionale la capacità di sviluppare nuovi sistemi d'arma, cosa facciamo? Ci dedichiamo alle scuole d'armamento, cioè i soldati venivano addestrati sul modo migliore di affrontare i mezzi corazzati dell'avversario. In questa immagine dei soldati italiani vengono appunto addestrati nelle retrovie sul come si approccia un carro armato e come lo si distrugge con degli ordini anticarro improvvisati. Non avendo la possibilità di sviluppare mezzi corazzati adeguati alle nuove armi del nemico, non avendo un'artiglieria sufficientemente anticarro, sufficientemente potente, a parte gli 88 che venivano legittimamente concessi dai tedeschi, e non avendo la possibilità di sviluppare un sistema CAS simile a quello dell'avversario, non avendo più naturalmente la superiorità aerea, ci dobbiamo appunto affidare a questi mezzi. A nord la situazione è ben peggiore, perché una volta perforate le linee della difesa avanzate della fanteria, rimane solo un combattimento tra carri. E certo, sono contrattacchi che sono attacchi che vengono a fatica contenuti, sono attacchi che uno dopo l'altro vengono in qualche modo intuzzati e contenuti, ma attacco dopo attacco alla fine, a novembre del 42, non avendo più riserve disponibili, carrieriere combattono, ma di fatto la battaglia è completamente perduta. Quindi il comando, la manovra in questo caso, non avendo più la possibilità di manovrare a causa della potenza di fuoco avversaria dal punto di vista della superiorità aerea, si è costretti appunto a trincerarsi. Il sostegno e l'intelligence sono due elementi che vengono a mancare. Il sostegno dal punto di vista anche logistico, abbiamo visto le ragioni delle carenze logistiche italiane in Nord Africa, determinate dalla carenza dei porti, quindi non si è pianificato prima della guerra cosa si voleva fare esattamente. Dell'intelligence teniamo anche conto che l'intelligence italiana ha avuto sempre molte difficoltà nel corso di questo conflitto, nel valutare le forze avversarie, nel riuscire a penetrare i sistemi avversari, riuscire a ottenere le informazioni migliori. Una volta tra l'altro perso anche la compagnia intelligence da parte di Rommel, che era stata appunto annientata nelle fasi iniziali della battaglia della Main, c'è stato proprio un problema anche della capacità di recuperare informazioni a livello di intercettazioni elettroniche della parte dell'avversario. La protezione sì è stata adeguata, ma la protezione da sola non basta, no? Se mancano i mezzi, se mancano gli uomini, alla fine la Main insegna che l'attrito favorisce poi chi ha più riserve, in questo caso erano sicuramente gli inglesi. E il fuoco in questo caso è venuto a mancare, perché se io non ho sufficienti bocche di fuoco e se queste bocche di fuoco non riescono ad alimentarle, ecco, ripeto, solo l'aspetto protezione non ha garantito appunto il successo finale. Un libro, un film, una canzone, sicuramente i 3 volumi della serie Military Effectiveness, soprattutto i volumi 2 e 3 per quello che riguarda la chiacchierata di
che stiamo appunto concludendo sono quelli più importanti, che ci permettono di mettere a fuoco la situazione dell'esercito italiano tra il 1918 e il 1945, è il libro che consiglio assolutamente. Il il film è l'Alamein, la linea di fuoco, in particolare non tanto il film quanto poi le interviste ai reduci, poi sarà cura mandare agli organizzatori di Homus Orobica i link che tra l'altro sono anche disponibili su YouTube, i reduci della battaglia, che descrivono molto bene quali erano le condizioni, la morale e gli armamenti dei soldati italiani in Nord Africa, e è arrivata la bufera di Renato Rascel e la canzone che ha accompagnato appunto la nostra chiacchierata di questa serata. Ringrazio tantissimo tutti coloro che ci hanno seguiti, ringrazio sempre Domus Orobica per la disponibilità e la disponibilità che mi concede sempre, e vi ringrazio tutti e una buona serata. Arrivederci.